La festa dell'Immacolata Concezione porta alla radice della vita di Maria e così alla radice della vita degli uomini, perché in una società dove anche la distinzione fra bene e male diventa sempre più labile, ci ricorda che l'unico vero bene è Dio e che il male è staccarsi da Lui. La festa dell'Immacolata, celebrata con particolare devozione nella storia pluridecennale della presenza dei frati cappuccini sulla baia di Portobello a Sestri Levante, è stata l'occasione per questa riflessione pronunciata dal vescovo Alberto Tanazzini durante la messa della Vigilia. Maria non vive l'esperienza del peccato a differenza di ogni altra creatura umana, che però vive l'esperienza della redenzione mediante Gesù Cristo. Possiamo guardare il combattimento che ognuno di noi deve affrontare nei confronti del male, della tentazione. Possiamo affrontarlo con decisione. Gesù ha vinto il mondo, dice lui stesso. Io ho vinto il mondo, non abbiate paura. Noi siamo in grado di vivere questo combattimento con grande fiducia, con grande speranza, con grande determinazione. Per questo la festa dell'Immacolata è la festa di tutti. Maria Immacolata è la patrona dei francescani, che la venerano con particolare affetto, e qui a Sestri questa devozione riverbera in quella di tanti abitanti della zona della penisola che sono cresciuti e vivono tuttora all'ombra del convento. In questo tempo di festa la preparazione è stata curata da Fra Lorenzo, che ha predicato la novena. La Vergine Maria ci ricorda lei vuole entrare con ognuno di noi nella nostra vita quotidiana. Ho cercato di trasmettere anche questo analizzando in questi giorni l'Ave Maria e quindi Maria non è in cielo chissà dove insieme a Gesù o la Trinità Santissima, ma è qui attorno a noi. Sta a noi allungare la mano e dire affidarci, ma anche affidare il nostro grazio quotidiano, questo sì.